però succede questo, no? I tuoi cominciano ad andare a scuola e i maestri, i professori che domanda, sì, che domanda tutte le robe delle vacanze e anche i fatti, i successi, dicevo, guarda questi qua del Livorno, qui del Messico, il terremoto, e ora si cerca di coinvolgere un po', di creare questo dialogo, questi atti, e gli dice anche di questi morti, tutti questi morti violenti, però non tutte, dice i professori, le morti violenti, che c'è anche le morti dolci. Qualcuno sa dirmi un tipo di morte dolce? Io ero stato fuori a Pierino, alza la mano, dice, mica tu come, qui è mio nonno, ma che tu come è morto tuo nonno? E che già passato? E lei che tu dicevo che come morte, a parte il fatto che la morte è sempre una disgrazia in casa, però morire, uno che già passato non muore e che insomma se non è a morte, niente a dire, no? Boh. E altri che sa dirmi, qualcuno che sa dirmi che un esempio di morte violente, siamo ancora Pierino, come ancora te Pierino, sì, io e i 3 amici di mio nonno, che come 3 amici di nonno, e come sei morti in macchina che quando che mio nonno che c'è il sonno.